Carissimi amici e carissimi amici di Niceto Web, ospiti nuovi e illustri al Museo del Calcio Siciliano di Nodonia San Pierniceto. Abbiamo la squadra della Spadaforese, possiamo dire. Quest'oggi capitanata dal sindaco Lillo Pistone, allenata da mister Felice Miceli, così teoricamente, però sono molti componenti che ora andiamo a presentare a uno perché anche hanno dei cimeli da regalare al museo. Nino, ennesima bella soddisfazione. Avere il sindaco, per noi è sempre Lillo Pistoni, Compre della Spadaforese. ex calciatori, con una bella nutrita rappresentanza di ex giocatori della Spadaforese che hanno fatto la storia a Presidente Spadaforese. Consiglio, c'è proprio presidente del Consiglio. Va bene, non ci Va bene. Siamo qua in fase di politica. Partiamo Così. dal centrale, che con numero 5, Lillo Pistone. Allora, Bene, signor non Lillo. sto- sono veramente onorato di essere qua insieme a tutti i miei compagni. Io non sono qua in veste di istituzionale, ma sono qua bensì in veste di ospite come calciatore al museo di San Pierniceto di Nino Donia, va bene? Questo è un momento straordinario che ci fa veramente commuovere, perché essere qui, essere tutti insieme con questi ricordi, con tutti i cimeli che Nino ha saputo magistralmente raccogliere, veramente ci fa riduffare nel passato che erano i nostri trascorsi, chiamiamoli. Quindi io voglio partire ringraziando Nino che ci ha permesso e consentito di essere qui stasera per in un certo senso riduffarci in quello che era il passato, ma allo stesso tempo noi, parlo di Spadafora, va bene, parlo sempre da calciatore, e qua forse un pochino anche a livello istituzionale, purtroppo non abbiamo, come sapete tutti, più un campo di calcio dove i nostri ragazzi possono continuare diciamo, a fare sport soprattutto, ma essendo che c'era un proverbio a Spadafora che si piantavano cetrioli e nascevano musicanti e calciatori, questo la dice lunga su quello che ha rappresentato Spadafora calcistica nel contesto di quegli anni, quando un po' tutti i paesi del comprensorio avevano la loro squadra di calcio, dove c'erano dei valori che tutti sentivamo nostri, perché lo sport sappiamo bene che include, educa, ci coinvolge tutti e ci faceva sentire, io lo ricordo benissimo, va bene, anche chi veniva da un ceto diciamo medio si sentiva importante vestendo la maglia, nel nostro caso della Spadaforese. Spesso c'è, ecco, sento il senso di appartenenza, bravo Gino, sì, ci ricorda questo, ma allo stesso tempo ci faceva, come vuol dire, essere dei punti di riferimento per tanti bambini, per tanti ragazzi, come noi lo eravamo per gli altri che c'erano prima di noi. Io ricordo quando il capitano Franco Giacobbo, che è stato uno dei primi a indossare la maglia della Spadaforese, tanto che lui perennemente era il capitano della Spadaforese, quando io vedevo Franco giocare per me era un punto di riferimento, io ancora mi avvicinavo alla giovanile e Franco invece era già un elemento diciamo titolare, e poi io insieme a Tanino, insieme a Gino, ma anche Mario, poi l'ho trovato, che poi ha militato anche in altre importanti società, ma poi ritornare a Spadafora, Andrea Giacoppo, mio inseparabile compagno di reparto, va bene, va bene, terzino sinistro, anzi libero terzino sinistro, il sottoscritto stopper, Felice Miceli, anche centrocampista, Gianni Mediano, beh, il nostro capitano ha già detto tutto, invece abbiamo qualche altro collega, ma a Tanino non lo Tanino non perché. ci picchia, quindi ho dimenticato quello che era, diciamo, il nostro motore della Spadaforese, che voglio ricordare un piccolo particolare della partita con il Falcone, perché anche queste cose simpatiche, ricordo diede un calcetto nel sedere all'arbitro e poi si camuffò, io ce le raggio tutte, la squalifica se la beccarono altre storie, erano simpatici.
Comunque, grazie Nino, grazie che ci hai Grazie a invitato. voi, grazie a voi della vostra Per presenza. farci trascorrere questo momento importante, io ne sentivo parlare e oggi siamo venuti sul tuo invito, va bene, qui e questo ci fa tanto onore essere qui e vedere quello che hai creato qua dentro, che è una realtà bella a livello regionale, che da Tutto il tutte- calcio da siciliano, tutte il le calcio parti siciliano. della Sicilia ti chiamano perché vogliono vedere questa importantissima mostra. Va bene, io terminato. Qua, passo Un campo sportivo, un campo sportivo. ha detto bene Nino, ha detto infatti. bene. Nino, sul campo di calcio ti dico che noi come ecco qua, l'amministrazione comunale, parlo in veste di sindaco, così come il nostro presidente del consiglio Andrea Giacobbo, ma anche i nostri componenti della giunta, a partire dall'assessore allo sport Nino Miceli, i quali facciamo parte dell'amministrazione, e assieme a tutte le componenti, diciamo, sociali di Spadafora. Tra questi voglio citare colui che per tantissimi anni ha rivestito il ruolo di allenatore, mi riferisco a Felice Miceli, ne parliamo spesso, ma con tutti gli altri compagni. Noi come amministrazione abbiamo una scommessa, ci siamo dati una scommessa. Io qua per scaramanzia non la voglio dire, non è giusto che la dica, ma noi vorremmo dare una parola certa, va bene, nel più breve tempo possibile, affinché Spadafora possa ritornare ad avere quello che legittimamente gli spetta. E consentitemi di dire, questo lo voglio rivendicare a prescindere, lo dico in tutte le sedi, che tra Messina e Milazzo forse Spadafora merita quel Spadafora che sia stata formata prima di Malazzo e fondamentale, cioè, i paesi leader prima. anche nel campo calcistico. Quindi io mi auguro che magari, chissà, potremmo indire una conferenza stampa, perché no, in questo museo, per anticipare qualche notizia certa Speriamo per presto. quanto Speriamo. riguarda il campo Speriamo. di calcio. Speriamo. Grazie ancora Nino per la Grazie a voi della vostra presenza. Sei dato. Mister Felice Miceli, allenare del sangue, ogni volta esce sangue giallo-nero. Ma un po' per tutti qua, quelli che siamo qua presenti. Abbiamo messo un tassello importante negli anni passati per la Spadaforese. Io dico sempre che oggi si fa un uso improprio di questi colori, che magari sono sulla bocca di tutti, e poi stringendo bisogna vedere il succo che esce. Noi sicuramente possiamo dire che abbiamo fatto la storia della Spadaforese, quelli che siamo qua, Franco Giacobbe, grande capitano e grande giocatore, che tutti noi più ragazzini ammiravamo. Grazie Felice. Quindi per noi, in particolar modo, se mi permettete, per me che sono stato l'ultimo allenatore della Spadaforese, perdendo uno spareggio con la Cefaletium agli ultimi secondi presidente Lillo Pistone. Siamo andati in eccellenza nel 99, un piccolo centro che ha approdato in eccellenza in maniera eclatante, proprio inaspettada un po' da tutti. Quindi il mio augurio, anche perché l'età avanza e quindi i tempi stringono, il mio augurio è che possa essere presente il momento in cui si apriranno i cancelli, tra virgolette, di un nuovo campetto. Sempre parliamo di calcio a 11 perché per me il calcio è solo e sempre quello, che io possa avere questo piacere di vedere la Spadaforese ripartire, ma la vera Spadaforese, fatta da noi È a Spadafora, è a Spadafora. da noi spadaforesi e da quelli che effettivamente abbiamo fatto la storia di questi colori. Bravo. E ringrazio, Parole dette con il cuore, e ringrazio- Parole dette con il e cuore. ringrazio Nino che ci ha dato questa possibilità di esprimere quelli che sono più che altro i nostri sentimenti puliti. Grazie. Grazie per parole dette veramente con il cuore. Andiamo avanti. Che cosa devo dire? Qui sa Fulvio numero 4.
È stato un piacere di essere qui con i miei compagni dopo una vita che abbiamo giocato assieme. Dici, Che abbiamo giocato, no. scusa, abbiamo giocato anche con Nino Antoni al Giappone. aspetta, questo qua lo devo dire in seconda parte. Poi ha detto tutto il sindaco Pistoni, stoppere della Spadaforese. Poi che voglio dire più? Ho giocato nel Giammoro con Donia, che è stato un piacere giocare con Donia. E poi, Anni 70-80, quando anni 80-81. ruolo, No, con il già 4 all'epoca era centrocampista mediano. Mediano. Perché ora i numeri Ora sono sono relativi, vero? qua non ci sono più numeri. Una volta si capiva dal numero. C'era un numero 1, 2, 3, 4, 5. Ora, E nella Spadaforese quanti anni, se lo ricorda? un poco d'anni ho giocato nella Spadaforese. Da piccolo, dicevo, prima era nella Lega Giovanile, poi sono andato in seconda e poi sono andato nel Giammoro, poi ho giocato nella Spadaforese anni 80-81. Grazie. Donia, noi quando giocavamo facciamo. Con numero 10, Giacobbo. Il capitano. Grazie. Ribadire i concetti che hanno detto poc'anzi loro è banale. La Spadaforese è una squadra storica, una società storica e non avere più una struttura calcistica a Spadafora effettivamente duole il cuore. Noi siamo stati premiati da Abete un anno a Roma dal presidente della Lega Nazionale Calcio come una delle squadre più antiche della Sicilia e questo è effettivamente un merito che va a Spadafora Calcio. Peccato che oggi tutto ciò insomma non esiste più e fa tanto male per noi che abbiamo dato tanti anni belli di gioventù dove il calcio era anche molto passionale, interessante, piacevole, ad alti livelli, seguito, non era a livello di oggi. e non era forse i livelli d'oggi, per cui insomma oggi dispiace non vedere più una squadra di calcio con i colori gialloneri a Spadafora che possa ancora calcare i campionati, i campi insomma della provincia e anche oltre. Io sono onorato di avere qua accanto a me tutti questi compagni. Devo dire che ho militato con altre squadre, con altri compagni di squadra sempre nella Spadaforese, poiché io sono uno dei più anziani qua calcisticamente. Franco taglia due epoche, diciamo. Taglio forse 2-3 Gli anni, diciamo gli anni. Beh, dal 69-70 fino per 20 anni. Sempre Spadaforese. Sempre sì, non mi sono mosso e meno male perché Però di come hanno parlato i suoi compagni ha lasciato dei bei ricordi. ma questo Quindi- lo spero e me lo auguro anche perché effettivamente insomma anche oggi quando ascolto qualche commento insomma di vecchi tifosi che venivano al campo e che parlano della Spadaforese, insomma, parlare bene di chi ci ha giocato, di chi ricordarsi quanto meno di chi c'era anche con meriti, ecco, questo fa piacere. Quello che posso dire è questi compagni hanno onorato benissimo la maglia giallonera e sarebbe il caso oggi insomma, che Spadafora come dire, rifacesse un percorso di calcio altrettanto lungo e altrettanto positivo come in passato. Grazie. Il ricordo più bello di questi 20 anni. Ma possono essere tanti, io mi ricordo, ancora loro non c'erano, giravamo la Sicilia noi insomma tutti quanti con la divisa, giacca nera con lo stemma della Spadaforese e pantalone grigio e si girava allora la Sicilia, i campi del Melilli, Floridia, dall'altro campo anche Sciacca, Giari, insomma, Comiso ed erano campi anche insomma difficili, Vittoria, Melilli, Modica, cioè erano campi insomma importanti, difficili, però c'era quella passione, quell'interesse, il calcio insomma, E l'appartenenza. e appartenenza non c'è dubbio, ma il calcio che c'era allora effettivamente
non vorrei essere insomma un pochettino presuntuosetto, ma credo non è diciamo che non è lo stesso di quello che c'era Penso allora. i campionati minori da allora potevano già benissimo in Serie C Di da quello adesso. che c'era Il allora. Lega Pro da adesso è proprio per i calciatori che c'erano. Io ricordo giocatori, cioè dei giovani che con noi erano insomma del tutto, cioè rimessi fuori, che poi col tempo in età facevano i papà con quelli insomma con cui giocavano dopo, quindi è tutto dire. Sì. Purtroppo c'è stata un'involuzione. Niente, volevo aprire proprio una piccolissima parentesi e fare un plauso a mio fatto Nino che per 30 anni Certo, è stato il presidente della Spadaforese. Da solo. Da solo. non c'è dubbio. Da solo no, pure Però- con collaboratori. Però per 30 anni è stato il presidente della Spadaforese. Allora erano assai i presidenti che erano Longevi. assai nel tempo. Il maresciallo Scibili, suo fratello Nino, E Sandoni. Sindoni, Sindoni Nino. e chi non dà Rocca. Come si chiama? Duca. Fabrizio Duca, che è stato il mio presidente. Fabrizio Duca. Questi erano i presidenti che sono stati nella storia più lunga che c'era. Io E Maisano. come allenatore ho girovagato un po' in tutta la provincia. A Merì, a Rometta, a Rocca, con la Ciappazzi e con Monforte, però per me il cuore è stato sempre qua. Giallo, nero. Questo qua, guarda. Qua. Devo dire una cosa, che Felice Piacere non l'ha detto, però un anno ha giocato nell'Aquila Valdina. No, E nella Juve Scala. Nella Juve Scala. No, la quella mattina tanto tu devi pigliare. Che poi ci l'hai visto Andiamo con altro centrocampista, Bertè. Altro centrocampista. Già hanno detto quasi tutti i miei colleghi, amici, ex colleghi, dico, non è che questa squadra è stata fatta appunto dopo che se n'è andato Maisano, che ci ha lasciato tutti e tre con la Lega Giovanile allenata da professore Passaggi. Questa squadra è entrata L'hanno preso tutto, nel diciamo. torneo di Taormina. Sì, e poi eravamo tutti della Lega Giovanile e siamo andati prima e abbiamo fatto la nostra figura. All'inizio sempre diciamo senza esperienza, però comunque dove andavamo ci facevamo rispettare, anche se eravamo giovani, 17 anni, 18 anni. 7 undicesimi locali. Sì, sì, tutti di là. Poi comunque penso, allora si giocava, si aspettava la domenica. Si vedeva se il calcio 7 giorni su 7 all'epoca, no? Sì, veniva un sacco di gente a campo. L'altra volta ho visto un articolo che giocavamo a Messina perché col Villafranca il derby che a Spadafora non si poteva giocare, che c'erano 2000 persone che allora li scrivevano, 2000 persone in un campo di prima categoria, già era una cosa, e comunque è stato un'esperienza bellissima. Penso tutti i giocatori da allora potrebbero Ricordo più giocare. bello? Eh? Ricordo più bello? Il ricordo più bello. Qualche promozione, qualche gol? A gol sì, è stato diciamo il mio primo gol che ho fatto a Giardini, che siamo andati là proprio i più giovani che eravamo, ci hanno buttato in campo, allora abbiamo pareggiato 1-1, al 90esimo ho fatto un gol su cross di Giovanni Niosi, mi ricordo. Che purtroppo non c'è più. È Giovanni, grande attaccante della Spadaforese e puro sangue giallo-nero, che purtroppo oggi non è più tra di noi, ma è bene ribadire che è stato uno insomma, di quei giocatori simbolo purtroppo ne dovremmo menzionare Spadaforese. tantissimi ex Quell'occasione della Spadaforese. però sono sempre nel nostro cuore. Per l'occasione della Spadaforese, qua presente al museo, ci tengo a precisare, di ricordare tutti i giocatori che non ci sono più a Spadafora. A cominciare da Giovanni Niosi, Ciccio Paolo, ricordo già, come si chiama? Andrea, suo fratello. Tutti questi giocatori che non ci sono, io mi ricordo sempre di meno a lacrima agli occhi, pensando questi
grandi uomini. Un caro saluto a Nando Spameni che non sta tanto bene. Spamelo, Pedro Filippo Spamelo, Giacobbi. Pedro Filippo Spamelo. Giacobbe che è stato pure nelle giocate Un fratello nostro che ci giocava giocava, che bene menzionare perché ci Torri, viene anche Torri, lui. Franco Torri. Franco Dore, Lucio D'Ascola. No, Parisi. non sono deceduti questi. No, questi sono Viventi, in tutti corso in ancora. corso, Lucio D'Ascola e Salvatore Calcagno. Chi è tutto? Salvatore Calcagno. Nino Rizzo, Nino Rizzo, tutti che giù. Mi ricordo Nino Rizzo, Messina, Spadaforese, amichevole, non dite pace. Se Marcoi a Brete Sette. Non ci fece toccare qua. 100 anni di storia. Ora andiamo al bomber, Giacobbo. Cino Giacobbo. Viva Giacobbo. Buonasera a tutti, intanto ringraziamo Nino Donia per l'invito, ringrazio Felice Miceli per avermi contattato e accompagnato in questa bella sede, ringrazio Sicilia Web, Niceto Web, scusate. Voglio solo dire una cosa, il calcio spadaforese è rimasto nelle nostre vene. La dinastia Giacobbo ha avuto tanti interpreti nel calcio spadaforese. Non so quanti, ne conterei diversi, da partire da mio fratello, a mio cugino Filippo che qua non c'è, Andrea, Franco, mio figlio che ha giocato suo anche. figlio Nino, c'è la Spadaforese, Spadaforese. Lisa Fulli che è una dinastia Giacobbo, la madre è una Giacobbo, quindi siamo stati partecipi e interpreti del calcio spadaforese. Quello che bisogna dire purtroppo che in queste circostanze non abbiamo il terreno di gioco, il sindaco ha promesso di sviluppare questo progetto, di portarlo avanti e di organizzare anche per i ragazzi che abbiamo in tutta la provincia di Messina distribuite tra le varie squadre che giocano a tutti i livelli. Un ringraziamento particolare, è stato bello ritrovare con gli amici che giornalmente siamo insieme, sia a livello di ufficio, di comune e quant'altro, sia anche a livello familiare, perché quello che ci lega è l'appartenenza alla squadra, l'appartenenza a Spadafora, l'appartenenza a dei colori che per noi resteranno sempre impressi nel nostro cuore. Che dico, un ringraziamento a tutti, un ringraziamento, è stato bello, penso di ripetere questa esperienza e di trovarci tutti insieme. Quanti gol ha fatto nella Non Spadaforese? ricordo, i gol li ho fatti da Spadaforese, sono stati anni in cui faceva. ho avuto diverse soddisfazioni con la Spadaforese, quindi Uno che si ricorda particolarmente, è uno che mi ricordo Con la particolarmente Valdina si- con la Valdina di sinistro su che era cross. derby. Su cross di Danilo Bertè, su cross di Danilo Bertè a volo sulla sinistra, sì, ho fatto un bellissimo gol, il portiere era Anastasi e Mario Trovato era contro di noi che giocava nell'Aquila con le Valdine, da buon spadaforese, quindi, che dobbiamo dire, abbiamo avuto anche Mario, poi è venuto da noi a giocare a Spadafora, da ragazzo certamente ha transitato nell'Aquila Valdina e ha avuto un'esperienza eccezionale, ha militato anche nel Milazzo. Una squadra importante, le derby che ci ricordano anche con l'Aquila Valdina, col Villafranca, abbiamo avuto bei momenti e voglio ricordare solo una cosa, che il calcio è anche motivo di, oltre di coesione, anche di espansione lavorativa, nel senso che noi durante gli allenamenti venivano 40-50 persone, chi andava a prendere il caffè, chi comprava il pantalone, chi comprava quest'altro, quindi era uno sviluppo, un volano anche economico. Quindi speriamo che questo ci possa dare soddisfazione di avere quello che Spadafora merita. Grazie Giacobbo. Prego. Andiamo, si ho trovato. Buonasera, Come mai maglia altro diverso colore? E quella è la maglia dove io praticamente sono cresciuto, l'Aquila Valdina. Mi fa piacere nominare l'Aquila Valdina, nonostante È un traditore. tutti gli amici miei Diciamo. paesani, io militavo nell'Aquila Valdina. Poi ho giocato anche in altre squadre, Spadaforese, Torre Grotta, Rometta Mare, insomma, nel Milazzo, ho militato in diverse squadre. Ruolo ala. Sì. La classica, I numeri di una volta non ingannano, quindi. Nel quartiere. e anche nella quartiere. Io l'unica cosa che posso dire è ricordare che quando è nata l'Aquila Valdina a Spadafora è nato praticamente un interesse particolare, un antagonismo, un interesse particolare. Che poi giocano nel campo di Spadafuora quella Noi Valdina. giocavamo nello stesso campo della Spadaforese. L'Aquila Valdina allo stesso tempo è stata pure una società che aiutava la Spadaforese, perché noi affittavamo il campo a Spadafora e quindi automaticamente la Spadaforese percepiva un reddito anche da parte nostra. Comunque mi fa piacere essere qua, saluto tutti i miei compagni di squadra e tutto il pubblico che ci sta assistendo.
Grazie. Buona serata a tutti. Volevo dire La due, maglietta originale dell'Acqua Latina. due dai. soli concetti. Ecco, dai, Questa squadra per 7 undicesimi della squadra forese, con più poi Pietro Arrigò, Riccardo Arrigo, Mario Amato, ed è quella che c'è lì praticamente in quella foto, quella la prima, La seconda destra. praticamente volevo semplicemente dire che a Taormina c'era un bellissimo torneo notturno dove insomma praticamente c'erano squadre importanti e giocatori importanti. La squadra forese allora venne invitata e la prima squadra praticamente allora non volle andare. In prima squadra c'ero solo io e Castagna praticamente. Mancuso, il vicepresidente, allora disse invece di andare la prima squadra mandiamo i giovani, la giovanile. E quel torneo, siccome è stato memorabile, noi siamo arrivati in finale battendo squadre importanti, con giocatori importanti, mettendo fuori la squadra poi che è stata ripescata praticamente per la finale e noi insomma pali, traverse, un gol, un tiro scassato e noi c'ero da allora poi a poco sono entrati un po' tutti questi nella squadra e per tanti anni poi ha ribadito cioè, questa struttura di squadra. Andiamo al terzino sinistro, altro Giacobbo, proprio per rimanere in tema. Giacobbo, Andrea. Terzino sinistro. Terzino sinistro, intanto io devo Non ringraziare. possiamo sbagliare. Devo ringraziare Nino Donia, il grande amico Nino Donia e Felice Miceli, come ha detto poco fa Gino, che ha organizzato questo incontro ed è stato onestamente memorabile rivedere attraverso le fotografie alcuni momenti storici della nostra gioventù. Ho visto tanti amici in fotografia che non vedevo da tanto tempo. Il sindaco Pistone, non posso fare altro che condividere tutto quello che ha detto il sindaco Pistone. Ha fatto un'analisi dettagliata di quello che è stato Spadafora, che sarà e che dovrebbe essere, che speriamo che sia. L'augurio è questo qua, che naturalmente noi come cittadini, semplici cittadini, ma anche come amministratori, io sono un amministratore insieme a Lillo Pistone e qua naturalmente sindaco di Spadafora. Nonché i tifosi. I tifosi ci sono naturalmente. Riteniamo di dover fare tutto il possibile affinché il calcio ritorni a Spadafora. Per poter ritornare il calcio a Spadafora ci vuole una struttura che stiamo cercando di sviluppare attraverso naturalmente possibili anche finanziamenti e così via. Abbiamo già un progetto di massima naturalmente, questo qua è chiaro. Quindi su queste basi cercheremo di sviluppare quello che è giusto per Spadafora. Grazie. Ora all'Elo Calcistico ricordo qualche ricordo bello. Qualche ricordo. Ecco, un ricordo bellissimo. Io in tutta la mia carriera, pseudo carriera calcistica nella Spadaforese, da giovane fino agli anni 87, ecco che 86, un solo anno sono stato fuori dalla Spadaforese. Allora mi acquistò insieme a Giovanni Castagna l'Aquila di Valdina, con la quale poi in un campionato portato sempre in testa, le ultime 2 partite, perdemmo per un punto quella promozione. E nell'incontro che c'è stato tra Spadaforese e Aquila Valdina a Spadafora è stata l'unica partita in cui io, alla fine del primo tempo, l'allenatore mi fece uscire. Come mai? Un aneddoto Importante, perché in quella partita io marcai Felice Miceli, che era alla destra. Ora, Una finta. il problema era che quando toccavo Felice Miceli, io dicevo, Felice, che cosa ti ho fatto? Ti ho fatto male? Non ti ho fatto... Tant'è che alla fine, naturalmente, nel primo tempo l'allenatore mi disse, Andrea, fai la cortesia, esci fuori. Ed è stata l'unica partita della mia carriera pseudo-calcistica. Grazie. Perché Andrea, senza offesa per nessuno, a livello umano, a livello di... è un buono. sensibilità. E proprio Andrea, averlo amico è un onore, perché Andrea è un amico sincero. Complimenti. Devo dire una cosa.
quando entravamo in campo c'era il sindaco Pistoni e ci diceva come dovevamo giocare. Tu metti di qua, tu metti di là e tu Quando veniva la sua fidanzata, Questo lo devo dire. quando entrava la sua fidanzata, lui per farsi vedere, tu metti di qua, tu metti di là. E questo lo devo dire. Io voglio, tornando al discorso del campo, io ho un ricordo di infanzia che con mio papà andare a Spadafora era, non dico obbligatorio, ma quasi. Dove andiamo domenica a vedere la partita a Spadafora, quindi il campo di Spadafora è stato sempre un centro importante. Io ricordo mio papà, quante partite abbiamo visto a Spadafora, il campo pieno, sempre pienissimo. Quindi era, e spero che ritorni a essere ancora un centro molto importante. Vorrei chiudere dicendo un altro piccolo fatto importante, molto importante. Spesso incontriamo gente, amici che hanno militato nei campionati, ma anche in altre società, giocatori importanti. Va bene? È una cosa che colpisce, che mi ha colpito, infatti ne parliamo spesso, che la sera precedente la gara, un sabato, perché si giocava di domenica, poi venerdì quando si giocava di sabato, in buona sostanza dice, quando noi sapevamo che venivamo a giocare a Spadafora, a notte non dormivamo, non si dormiva perché questo nel senso buono, perché Spadafora era considerato un campo difficile, un campo caldo, come fa il capitano disse, si andava a Vittoria, si andava a Modica, si andava a Rosolini, in questi vabbè, dove erano campi sicuramente difficili. Ecco, quindi Spadafora evidentemente nel comprensorio tutto, nella provincia e più della provincia, era considerato un campo difficile per tutti, proprio perché anche attraverso, come diceva Gino, tutto i tifosi, la nostra tifoseria era storica. E poi la tribuna era attaccata al campo, quindi Era attaccata proprio al rettangolo di gioco, quindi c'era questo sentire addosso il calore del pubblico. E anche noi altri, in effetti, quando si giocava a Spadafora avevamo l'uomo in più, che era questo dito del pubblico. Ma proposito, 9G a Spadafora. E per chiudere, poco fa abbiamo toccato tutti a vario livello il discorso campo di calcio. Noi oggi a Spadafora abbiamo, come si vuol dire, la possibilità di vedere la società ASD Oratorio, va bene, che sviluppa il calcetto a 5. Va bene, e quindi questa è l'unica realtà che in questo momento rappresenta i colori sociali, va bene? Però, e questo noi non possiamo che dire grazie a chi con tanti sacrifici, va bene, porta avanti questa politica, in questo caso è il nostro caro padre Alessandro Leonardo che si occupa di portare avanti questa linea politica di calcetto a 5, ma appunto come noi qua poco fa parlavamo, soprattutto a partire dal mister Miceli, Spadafora ambisce, va bene, a che cosa? Al calcio a 11, al calcio quello importante, che negli anni appunto ha portato la Spadaforese ad essere l'emblema, uno degli emblemi della provincia, ma anche a livello regionale conosciuta Spadafora. Quindi noi, ognuno nei nostri rispettivi ruoli, abbiamo il preciso dovere di spenderci a favore di questa linea, di far sì di riportare il campo di calcio a Spadafora, b, e che Spadafora calcistica possa, va bene, ritornare ad avere una squadra di calcio a 11, di quel calcio che tanto ha rappresentato Spadafora e gli Spadaforesi in tutta la Sicilia. Questo noi lo faremo, sicuramente non va. e noi saremo presenti per testimoniare ciò. Perché io a Sapienza abbiamo aspettato 20 anni per avere il campo, abbiamo la squadra ed è bello. È una cosa fantastica, la domenica andare al campo. Quindi Io mi permetto di dire un'ultima cosa, per dire, ecco, il sindaco Pistone, Lillo Pistone, ecco, io lo chiamo il sindaco, per me è mio fratello, diciamo, ecco, da questo punto di vista. Abbiamo fatto una vita insieme sui campi di calcio, in amicizia e in altre cose, naturalmente, da questo punto di vista. Ritengo che il momento giusto sia questo. Nella compagine degli amministratori Spadafora, come ha ricordato poco fa Lillo Pistone, c'è Lillo Pistone sindaco, Nino Miceli
ex presidente naturalmente per 30 anni come il fratello di Felice, che è assessore allo sport, e modestamente sottoscritto che è il presidente del Consiglio. Quindi vorrei dire, se non si fa in questo momento, con questa compagine politica che è importante, credo che Anche, sarà diciamo, con questa sinergia, con questa sinergia che politica. c'è naturalmente politica, credo che sarà difficile come Spadafora in un futuro avere questa situazione. Quindi ci spenderemo adeguatamente affinché naturalmente si possa ritrovare questa benedetta struttura sportiva. Mister Micene, stava dicendo. No, una cosa semplicissima, ma non è una sviolinata. Volevo fare i complimenti a San Perniceto, che ha creato una realtà nell'Interland, diciamo, locale, veramente da invidiare. Perché ripartite in punta di piedi, piano piano, è stato un crescente e oggi hanno un'organizzazione che fa invidia pure alle squadre di categoria superiore. Fa piacere. Quindi faccio complimenti a tutta la società e a tutti i componenti del San Perniceto. Grazie. Grazie a tutti. Giovannino, Stanno parlando tutto loro. un ricordo della Spalaforese. Bene. Non è veramente, non è. No, pure cose. Grazie a tutti. E forza Spalaforese e forza San Peri.